santo altar mia presso, Signor, mia gioia e mio amor. O Signore, che scruti il mio cuor, dal maligno mi salvi il tuo amor. Al tuo santo altar mi appresso, Signor, mia gioia e mio amor. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, per celebrare pienamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Padre, fa crescere in noi lo spirito di figli adottivi perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, fa conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini. Dirai loro: così dice il Signore Dio a Gerusalemme: tu sei per origine e nascita del paese dei Cananei. Tuo padre era un Amorreo e tua madre un Ittita. Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l'acqua per purificarti. Non ti fecero le frizioni di sale, né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse verso di te per farti una sola di queste cose, e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma come oggetto ripugnante il giorno della tua nascita fosti gettata via in piena campagna. Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta. Passai vicino a te e ti vidi. Ecco, la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te, oracolo del Signore Dio, e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. Ti adornai di gioielli, ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo. Misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo.
Così fosti adorna d'oro ed argento. Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti. La tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore, oracolo del Signore Dio. Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori a ogni passante. Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna, perché te ne ricordi e ti vergogni e nella tua confusione tu non apra più bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto, oracolo del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato. La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché la mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato. Alleluia, alleluia. Accogliete la parola di Dio, non come parola di uomini, ma qual è veramente, come parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e si due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo condivida quello che Dio ha congiunto. Le domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così, ma io vi dico
Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Le dissero ai suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti, vi sono unici che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio, però, non fu così. Nel Vangelo di oggi Gesù ci parla di un argomento molto delicato, quello del matrimonio, dell'unione sacra tra un uomo e una donna. Sancita con una promessa fatta liberamente dai due coniugi davanti a Dio, al sacerdote e all'assemblea. Nessuno ha costretto l'uomo e la donna presenti in chiesa a pronunciare il sì e a sposare l'altro. È stata una scelta consapevole delle conseguenze. Le proprietà inderogabili del matrimonio sono secondo il canone 1056 del Codice di diritto canonico, l'unità e l'indissolubilità. Nel corso prematrimoniale e per quanti conoscono la dottrina cattolica, queste proprietà non sono nuove, non le scoprono in seguito. Erano a conoscenza durante la celebrazione che le due condizioni si accettano per tutta la vita e che solo la grazia di Dio permette di mantenere saldi molti matrimoni che in certi periodi scricchiolano per motivi imprevedibili. Preciso che quanti divorziano non sono dei mostri, neppure li condanniamo come persone senza speranza di salvarsi eternamente. È Dio a conoscere i cuori di tutti e Lui stabilisce le condizioni necessarie per donare il perdono anche a chi in vita ha sbagliato gravemente e che anche in punto di morte si pente e chiede perdono anche con solo atto di amore a Gesù Cristo. Questo è l'agire di Dio, del nostro e unico Dio, che dimostra quanto è immensa la sua bontà dinanzi ai suoi figli, che sbagliano e si pentono. Il punto però è un altro.
e lo scrivo non per mettere in agitazione i divorziati o i peccatori che rimandano sempre la confessione. È una questione di chiarezza. Chi è sicuro di poter arrivare al pentimento, chi può garantire per un'ora sulla sua fede? San Paolo chi dice: chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Il collasso di molti matrimoni religiosi è in continuo aumento e la condizione spirituale dei nuovi divorziati è spesso carica di sofferenze e ricordi che lasciano strascichi che appaiono quasi come ancora visibili. Non sempre chi sceglie il divorzio poi rimane convinto della scelta e i rammarichi si moltiplicano. Un divorzio è una lacerazione per tutti. Non lasciatevi ingannare da molti personaggi pubblici che si mostrano sempre sorridenti per la vita sopra le righe, mentre interiormente sono finiti un pozzo senza via d'uscita, come quasi non hanno più un'anima. In riferimento alle persone normali e che vogliono essere tali perché non aggrediscono in alcun modo il coniuge e non vivono borderline, è evidente che può sbagliare anche chi era convinto di non arrivare mai a commettere azioni insensate. Ecco la vigilanza che ci indica Gesù, la capacità di controllare i pensieri e di discernere sempre acutamente il bene dal male. Considerando tanti aspetti, nessuno può prendere le difese tra la parte che vuole il divorzio e l'altra che lo subisce. Di sicuro è un grave peccato. Chi ha scelto o vuole il divorzio ammette di tradire un patto che aveva stipulato davanti a Dio. È alla presenza di molti testimoni. Il divorzio è un errore che inevitabilmente arreca sempre conseguenze ai figli. Non sono neanche sufficienti molti regali e il soddisfacimento di ogni loro desiderio per guarire ferite profondissime e che solo la grazia di Dio può risanare. È vero comunque che chi sceglie il divorzio quasi sempre non vuole arrecare intenzionalmente sofferenze ai figli, ma sono inevitabili e nei momenti della rottura con il proprio coniuge non tutti riflettono su questo dramma. In seguito verrà a galla anche questo disastro della crescita, colma di ferite morali dei figli e qualche rimorso metterà grande amarezzata per lunghissimi periodi. Dove è da chi un divorziato che cerca
sostegno morale può ricevere accoglienza e consigli mirati per non perdere anche la preghiera. La Chiesa non disprezza i divorziati né li condanna alla dannazione. La Chiesa semmai salva, redime e santifica le anime. La Chiesa è madre che accoglie tutti i suoi figli pentiti dai loro peccati. Rimane l'ovvio impedimento ai sacramenti per colpa del divorziato risposato o che mantiene una relazione extraconiugale. È stato infranto un patto, una promessa solenne, cosciente e convinta, altrimenti il matrimonio sarebbe da annullare. Prima di aprire una parentesi sui vizi del consenso matrimoniale, leggiamo qual è la volontà di Dio sui coniugi. E i due saranno una carne sola, così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Quanti accusano la Chiesa di chiusura non sanno quello che dicono. Loro hanno fatto una promessa, liberamente e davanti a Dio. Dio quindi chiede il rispetto del patto coniugale. Non è stato Lui a forzare i due coniugi a sposarsi, non è stato Lui a pretendere la promessa dell'unità e dell'indissolubilità. Sono stati coniugi ad affermare solennemente di amarsi per tutta la vita e rispettare per tutta la vita queste due condizioni. Queste sono precisazioni che mi sento obbligato a fare. Allo stesso tempo dico ai divorziati non risposati e senza una nuova relazione che possono accedere ai sacramenti, mentre ai divorziati, risposati o uniti in una nuova relazione dico di non reagire contro la Chiesa né di allontanarsi, perché la loro salvezza eterna è possibile. Con il loro pentimento interiore e una vita retta nei modi che Gesù accoglierà anche per le preghiere di tante anime buone. Non è l'uomo né la Chiesa a condannare qualcuno. La Chiesa vuole salvare tutti a Gesù. È felice quando vede la domenica messa anche tanti divorziati maturi e consapevoli che i loro errori impediscono la ricezione dai sacramenti. In molti casi si celebrano comunque matrimoni che non rispettano le leggi della Chiesa e si può arrivare all'annullamento presso la Sacra Rota. Vediamo i vizi del consenso matrimoniale nei canoni 1095, 1096
103, distribuendoli nelle due categorie di vizi. A. Ex parte voluntatis, esclusione, simulazione, 1101, condivisione, 1102, paura, vis vel metus, 1103. B. Ex parte intellectus, carenza del sufficiente uso di ragione, 1095. Primo, grave difetto di discrezione di giudizio, 1095. Secondo, incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica, 1095. Terzo, ignoranza, 1096. Errore, 1097. Dolo, 1098. L'incapacità di contrarre matrimonio molto spesso non invisibili o accertabili con gli strumenti che si posseggono al canone 1095, paragrafo 1, leggiamo in che modo i due sposi arrivano a dare il proprio consenso. Per sposare occorre che i contraenti esprimano il consenso, cioè un atto di volontà esplicito, libero, consapevole, con cui stabiliscono il patto irrevocabile di tutta la vita, inteso a conseguire una comunione piena nel dono reciproco, proteso al bene nei coniugi e aperto alla procreazione. Canone 1057, paragrafo 1 e 1055, paragrafo 1. Nel momento di esprimere in consenso possono trovarsi persone che apparentemente appaiono sani, mentre sono affetti da nevrosi, stati borderline, anomalie psicosensuali, intossicazione abituale da droga o alcol, incapacità ai rapporti interpersonali, immaturità psicoaffettiva, alterazioni permanenti e stati transitori. Dobbiamo avere molta comprensione verso i divorziati, i separati e quanti commettono errori extraconiugali. Non è da cristiani condannarli, anche perché non si posseggono nozioni sicure sulla loro vita. Al contrario, siamo chiamati a pregare per la loro conversione. Qualcuno dirà: perché deve pregare per i peccatori? Ed io rispondo: perché gli altri devono pregare per chi si rifiuta di pregare. Se gli altri, invece di osservare i comandamenti, scelgono male, è una loro libera scelta e saranno responsabili delle conseguenze.
Gesù, ci hai insegnato l'amore, non la condanna. Il cristiano è un portatore di bontà, di perdono, di misericordia e di sincerità. Buona preghiera a tutti, sia lodato Gesù Cristo. Guarda questa offerta, guarda noi Signore, tutto noi t'offriamo per unirci a te nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, e possiamo offrirti, nostro Creatore, ecco il nostro niente, prendilo Signore, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, questi doni che tu stesso hai posto nelle mani della tua Chiesa e con la tua potenza trasformarli per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui ha creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli stesse le braccia sulla croce, morendo, distrusse la morte e proclamiamo la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.
Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in missione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci a aver pater alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittibus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù, tu sei il mio Dio. 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 Io credo in te, io spero in te, io credo in te, io spero in te, Gesù, Gesù, guariscimi, Gesù, guariscimi, Gesù, guariscimi, Gesù, guariscimi. Io credo in te, io spero in te, io credo in te, io spero in te, Gesù. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla santissima vostra presenza, prostrato, vi prego col fervore più vivo a stampare nel mio cuore sentimenti di fede,
di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati e di proponimento di non più offendervi, mentre io, con tutto l'amore e con tutta la compassione, vado considerando le vostre 5 piaghe, cominciando da ciò che disse di voi, o mio Gesù, il santo profeta Davide. Hanno trapassato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siate sempre pronti, simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze. Preghiamo. La partecipazione a questi sacramenti salva il tuo popolo, Signore, e lo confermi nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia San Michele Arcangelo, Difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli, te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che a perdizione delle anime vanno aggirando per il mondo, e così sia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Diamo grazie a Dio. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra non c'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore, e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Preghiera alla Vergine Santissima del Quadro Miracoloso.
Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo, sei scesa dal cielo in una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro, lo hai irradiato con la tua luce divina e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengono prigioniero, malattie fisiche, spirituali e abitudine al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti, guariscimi, liberami, convertimi, perché io possa sempre e ovunque essere testimone della tua immensa bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, o fiore stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori, donandomi una rosa. Chiedere la grazia di cui si ha bisogno. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.